Buongiorno a tutti ragazzi, sono Stefano, sono un videomaker e oggi mi trovo a Letta Comics. Ci sono ricascato, sono di nuovo venuto qui dopo 2 anni di chiusura. Sono contento, farò un po' un giro, vi racconterò un po' la giornata. Mi trovo qui l'ultimo giorno, domenica, di 5 giorni di fiera. Vado a vedere un po' che cosa c'è di bello. Seguitemi! I let you show, don't let you in on my life. I'll tell you the things that you need to know. I know you like that, I know you need that. The way you're moving your body, don't need your feedback. I know it makes sense, don't know how to pretend. I guess I ecco la mappa, non ci capisco niente di dove dobbiamo andare, però noi ci proviamo a girarlo un po' tutto quanto. Ora vado a incontrare qualche amico, in giro per Letta Comics, sono tutti un po' sparsi qua e là. Un saluto Daniela! Ciao ragazzi, ciao! L'ho trovato! Dov'è? Ora siamo nell'area Tabcom, speriamo che YouTube non mi blocchi tutto. Mancano 2 ore e 10 minuti alla chiusura dello stand, anzi degli stand dell'area. E 5 giorni sono troppi. E ora sono passato qui insieme a Marcello. Ehi là, ciao ragazzi. Per Radio Zammu. Ci vediamo? Ci vediamo in giro, no? Perché poi ci becchiamo sempre in giro da qualche parte. Penso proprio di sì. È stato un bel giretto, io sono stato tipo 2 orette precise. Abbiamo ancora il sole precisamente davanti, però va bene, resisteremo. Che il sole illumini bene. Esatto, e non ci scioglieremo nonostante il 5° giorno di festival ai 40 gradi di Catania. Avanti, dopo ste cazzate vi salutiamo. Vi salutiamo. Ciao a tutti. Prendiamo i cornetti ripieni di strapistacchio. Pazzesco! Non era neanche previsto che io venissi a Letta Comics quest'anno perché tempo zero. La domenica sì, sono riuscito a riposarmi e allo stesso tempo abbiamo avuto modo di passare 2 orette qui. Ho incontrato Daniele, che è uno scultore ed è molto in gamba. Ho incontrato Gabriele, che è un fotografo e lavorava in questo stand dove vendevano action figure.
E alla fine con Marcello, che lavora per Radio Zammu, si occupava dell'area stampa facendo qualche intervista durante tutte le giornate. È stata una bellissima giornata, che dire, ci vediamo presto, spero di avervi nuovamente intrattenuto e alla prossima, ciao!